Dal comandone veneziano, ragazzi, mi devo ancora riprendere da due ritiri paurosi per rottura del motore, sono tutti componenti nuovi, ho preso la penalità, ma volete ridere? Ho fatto una qualifica sensazionale, sesto posto, ma chiaramente siamo 22esimi perché ho cambiato tutti i pezzi. Però possiamo far bene secondo me perché adesso i miglioramenti cominciano ad essere pesanti, questa è una gara che comunque mi piace, sempre sole, ma è una nuvola, siamo in una perturbazione solare. Va bene raga, andiamo, però non capisco sto cosa, peccato perché sesto posto ma il Mentre inizia il problema giro di è che anche in, formazione, ogni pilota spera di come poter si trarre il dice, meglio da questa anche in gara, altre gare, pronti a darsi battaglia dall'inizio cioè se alla penso fine. comunque in Austria che ero quinto, mi sono ritirato così. Adesso abbiamo anche terzo pilota, prevedo cose non bellissime. Siamo a corto di soldi e di tutto praticamente. Che bello. Oscar Piastri all'Alfa Romeo. Mentre le auto si preparano per E la così. partenza, noi speriamo di assistere a una gara emozionante, Siamo presi talmente terzo pilota. memorabile da fare la storia del nostro sport. Dai vecchio su. Anche qua possiamo fare bene, possiamo rimontare, sono fiducioso. Certo, devo sperare che adesso la macchina sia un attimo a posto, dovrò migliorare un po' la resistenza perché ho visto che sto anno è importante. Due ritiri consecutivi per rottura del motore, non è piacevole. Ci siamo raga, Gran Premio di Francia. Ok, vai, ci parte. Dobbiamo fare veramente una garona, eh. Attenzione. Mamma mia, mi hanno imbottigliato praticamente tutti. Niente, devo andare esterno perché sennò rischio. Manovra irregolare, cedi la posizione o riceverai una penalità. Che partenza che tra le più brutte non si può. Siamo ultimi e scandalosamente scandalosi proprio. Guardate il mio terzo pilota, ragazzi, che forte. Scusate ragazzi, sto usando un joystick provvisorio in attesa che mi arrivi quello nuovo. Adesso mi supera perfino il mio pilota. Dai, vabbè, è ridicolo. Il bug che c'è nei retirini è ridicolo. Ok, adesso concentriamoci per il resto della Comunque ho gara. visto tanti pareri non... Ancora, sto cazzo di robe sensibili allo start, zio Ken. Domani mi arriva. Poco prima di partire per la mountain. Attenzione, non riusciamo a superare un altro, molto bene. Ok, pian pianino come. Intanto i box Russell, sicuramente qualche incidente. Per questo circuito che ci piace, che abbiamo ritmo. La macchina comunque è migliorata. Non so, devo avere un po' di pazienza. Certo, ho fatto una partenza sbagliatissima, tutti i punti sbagliati per non rompere la macchina. Ho preferito andare tra virgolette un po' fuori pista senza comunque trarre vantaggio. Perché possiamo fare una buona rimonta, ne sono quasi sicuro. Comunque il tirino siamo più veloci adesso, serve un po' di bagare, anche il meteo, cazzo, è possibile, è sempre così, se no veramente riavvio la carriera e se vedo che non cambia mai, perché non è possibile. Sarà una fatalità, ma la fatalità comincia a starmi in culo però. Scusate il francesismo. Ho buttato via tanti punti, cioè tanti punti, per questa scuderia anche un punto è tanto. Ma in Austria potevamo fare veramente una grandissima prestazione. Il motore mi ha tradito. Attenzione.
Ok, comunque ci ritroviamo tutti là, ragazzi, a parte i primi siamo tutti là. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone Mi fa DRS se piacere. sei a meno di un secondo dall'auto davanti. La sosta è prevista tra il 12° e il 15° laps. Bellissimo sorpasso, ottimo sorpasso, il cume c'è signori, il cume c'è. Bella mossa, ben fatto. Grazie caro. Attenzione, ci riprova Vettel a rompere i maroni. È roba mia. Previsioni meteo. Oggi non è prevista Strano. pioggia. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Dai, davvero? Mi diverto a prendere un po' in giro Alex. Ok. Ci stiamo avvicinando, comunque la macchina è molto più competitiva adesso. Senza rischiare, ce li possiamo prendere questi. Buono. Piano piano ce li superiamo. Abbiamo Albon davanti. È roba nostra Albon. È roba nostra. Ecco, questo è un punto dove ci piace sorpassare, c'è il terzo sorpasso che ci spariamo, godo. L'Ibidin è purissima, signore. Da non piacermi sto tracciato, invece mi sto trovando bene negli ultimi tempi, ci riprova. Che te pareva? No, vedete, lì Tsunoda. Prova un esterno e riesce benissimo. Mamma mia, siamo molto competitivi in questo circuito. Non è che ci stiamo divertendo. Se il motore regge. Se il motore regge, tutto è possibile. Un poco Ers. Siamo 16esimi, un buon recupero. Adesso abbiamo Oscar Piastri che ci ha abbandonato per andare alla Alfa Romeo quando ha visto che non c'erano più money. Un bel mercenario, ma Oscarone lo voglio sverniciare, Oscarone, Guarda, Oscar come ci prova, ragazzi, gasatissimo Oscarone. Però noi vogliamo la bagarre che non arriva ovviamente. La bagarre arriva solo per gli altri. Comunque ragazzi è un bel ritmo e qua tutti stanno frenando, non so chi sta facendo da tappo, ma stiamo recuperando bene. Abbiamo Ricciardo davanti. Con le hard, uno dei pochi, forse l'unico, se non mi ricordo. Ma qua fai una qualifica da sesti, cioè. Era ovvio che c'era ritmo. Ecco, questa era curva, avevo capito. Me li ciuccio tutti qua, me li ciuccio. Lo fai sembrare facile. Sì. Sono a caccia di Oscarone e Piastri. Adesso chiaramente Ricciardo si svernicia qua. Non mi riprendo la posizione con arroganza. Molto bene.
Qua guidiamo puliti, bene, precisi. Quando il Kuma c'è, non ha problemi anche con macchine non competitive. Il problema è che ho fatto il circuito ormai che sono andato una pippa, cacchio. Dopo che la sfiga che rompo il motore. Siamo a caccia dentro la zona punti, a mio parere non è impossibile, almeno con queste gomme, lo bisogna capire con le hard che sappiamo che andiamo spesso in difficoltà. Ma la zona punti non è impossibile. Ok, quindi stiamo sempre migliorando ogni giro. Abbiamo capito dove è il nostro punto di sorpasso, quindi io non rischierei su altri punti. Dai Oscarone, ci hai abbandonato, sei giusto che ti sorpasso, cazzo. Eccolo qua. Servito anche Oscarone. 14esimo ragazzi, vediamo la zona punti, non è lontana, Abbiamo anche l'IRS. Vai Oscarone che comunque deve fare me più forte di noi. Perfetto, molto bene. C'è qualcuno che sta rallentando gli altri, comunque è palese. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,6 secondi. Stiamo tranquilli. Oh, non sento rumorini strani, sono un rumorino come il comandante del Titanic e poi ciao. Bene, sono soddisfatto, perché non mi sto anche divertendo, solo col terrore di rompere la macchina adesso. Ok. Sto un giro un po' più lento, infatti ho perso qualcosa. Ancora i box, comunque la Mercedes di Russell, ragazzi, problemi per Russell. Problemoni per Russell. Facciamo più fatica a prendere Stroll però, attenzione leggermente lungo. Fatica che perché adesso le gomme sono meno prestazionali, quindi ci sta, con la macchina inferiore ci sta. Attenzione, un Piastri vuole dimostrare grandi cose. Attenzione, safety car in pista, non so il perché, ma safety car in pista, è successo qualcosa. Oh, finalmente c'è una safety car. E adesso ho anche la sosta adesso, che colpo di culo, questo finalmente è un culotto importante. Culotto importante questo. Riduci la velocità, il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta I immediatamente. meccanici sono pronti Buono. per fare la propria magia sulla monoposto. Qua guadagnerò Punteranno a sicuramente, registrare il tempo in pit più veloce possibile. Che occasione ragazzi, che occasione, siamo quarti, c'è una roba grande. In questo circuito qua faccio un merdone. Veloci. Tutti vanno piano, vanno a perdere pochissimo secondo me. Veloci. Ok, siamo settimi. Nessuno si è ritirato La però. strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Nono posto, guadagniamo tantissimo. Quanto godo, libidine pura, libidine purissima. E abbiamo anche le gomme belle fresche, raga.
Gran colpo questo, gran colpo, un po' di fortuna, un po' come in Canada, la safety car mi ha permesso di andare a punti, adesso un'altra fortuna, possiamo andare a punti, possiamo fare molto molto bene. Adesso compattiamoci la safety car. Norris cazzo le medie però, Norris ottavo con le medie. Per Norris momento magico, Vedevamo prima me fermo Albon. Quindi Albon ritirato. Adesso tocca a noi fare il miracolo. I punti li possiamo prendere, Ferrari sempre prima, che sarebbe bello anche in realtà. Ok. Norris è pericolosissimo con le gialle. Torna subito alla tua posizione, altrimenti saremo penalizzati. Ci ho provato, non puoi sorpassare il regime di safety car. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. E adesso vediamo che Albon, cioè Norris purtroppo con le medie sarà più veloce di noi. Vediamo. Questo è il mio punto. Ennesimo sorpasso, ragazzi. In questo punto stiamo dominando, ragazzi. Non possiamo fare qualsiasi cosa, Pista che è diventata iper favorevole. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 6,1 secondi. No, adesso non posso cambiare più traiettoria. Ok. Siamo all'ottavo posto, ragazzi. Dobbiamo riprenderci i punti che abbiamo perso immediatamente per colpa del motore. Ce li stiamo pappando tutti qua, raga. E siamo settimi, signori. Ben fatto, hai conquistato una posizione. In linea con le nostre qualifiche. Lasciamoli l'esterno. Vada. Mamma mia. Macchina a posto per fortuna. Maledura. È molto dura, raga. Chiaramente registro sempre orari impossibili, raga, quindi mi chiedo scusa se mi sentite poco. Per andare in vacanza mi sto portando avanti con un po' di video. Vai. Adesso dovrebbe anche ripartire il DRS, mi sembra. Mi ha chiuso bene qua. Ocon non è stupido, bravo Ocon. Adesso diventa più duro. Diciamo che lottiamo per la sesta posizione. Come si sono qualificati? Non si riusciamo a trovare il pertugio. Sta avvicinando però anche Norris con le medium, attenzione. Non è finita la gara, non siamo sicuri, settimi. Ok. Sta tornando Norris, fiore. So cazzo. Non ci credo, ancora problemi all'ERS, questa DRS.
Non ho parole, sarà Non puoi durissima. contare sul DRS per ora. L'ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, cercheremo di risolvere il problema. Catorcio infernale. Meno male che non ho rotto niente. Scusate ragazzi, ma sono veramente sfiduciato adesso, Me ne succede a ogni gara una. Classico catorcio infernale. Ripristinate il DRS, che sto prendendo troppo da Ocon adesso. Sto perdendo troppo da Ocon. Tanto almeno di là si lotta. Sarà quasi impossibile prendere Ocon senza DRS. Male. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 24,8 secondi. Invece anche vengono un po' più sull'alto delle mie. 2 laps remaining. Chiude bene, Ocon chiude bene. Il DRS ce l'ho ancora. Questo è importante. Però non voglio rischiare, comunque è grandissimo, sarà il pilota del giorno quasi certamente, ragazzi. Rimonta fondamentale. Sento la macchina molto molto meglio, raga. È abbastanza oggettiva la cosa. Ok, no. Brutto errore però. Brutto errore, sarà dura prendere la sesta posizione. Ok, final lap signori, final lap. Ho fatto un giro veloce personale molto bello, Sei all'ultimo giro. Quell'errore mi ha costato tutto, probabilmente non riuscirò mai a fare il miracolo. Va bene che settimo posto da ultimo, ragazzi. Stanno arrivando Abbiamo anche gli carburante a altri. sufficienza per altri 2 giri. Ok, stiamo blindando il settimo posto comunque. Tanto loro tra Sainz e Perez per il quarto, scusate. Pochi metri separano il cume da punti Ok, importanti. il distacco è 1,8 secondi. Tanto Leclerc che vince ancora, incredibile quell'uomo. Vince Charles e noi ci riscattiamo dopo 2 ritiri per rottura del motore con un grande settimo posto da ultimi. Felicissimo il Cume, felicissimo il Cume. Oh yes. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Vabbè. Pilota del giorno, ovviamente veneziano. Yes. Un'altra Siamo tornati. straordinaria vittoria della Ferrari. Qui Leclerc le ha vinte tutte ormai. In cosa pensi siano Incredibile. riusciti a distinguersi oggi? Complimenti. Sul podio
Diamo un'occhiata alla classifica piloti. Charles Leclerc conferma la sua prima posizione in classifica, staccando ulteriormente gli avversari per il titolo. Dunque, chi definiresti il miglior pilota di giornata? È fuori per il Il momento. ragazzo Veneziano d'oro 11 ha punti. effettuato una splendida rimonta. Bene, Non è bene. facile farsi largo nel gruppo in quel modo in Formula 1. Costruttori, Gran bella perfetto. gara. E L'obiettivo passiamo è ai superare la Aston costruttori. La Martin. Ferrari continua a incrementare Godo. il suo vantaggio in Raga, ci salutiamo con le previsioni meteo che sono ancora sempre solo sole. Boh, raga, un costruttore comune veneziano. Grande gara, si gode. Ciao!